girato 4 volte. Paccheggio in fermata, poi Vanni, c'è un centro stop e c'è parcheggiare. Sotto il sole di Ramacca, 10 squadre, tanta fame, ogni gara è una finale, ogni tiro fa tremare, maglie pronte, cuori accesi, si fa spazio nella storia, con la Piscis World Cup, scrive qui la sua memoria, dai corri forte, non fermarti, qui si sogna da vicino, ogni contrasto, ogni rincorsa, porta dritto al destino. Piscis World Cup, alzano le mani su, con la Piscis World Cup, quest'estate resta qui, 10 squadre un solo giro, mondiali dentro Olanda contro Argentina, seconda partita di questa quarta giornata al Piscis World Cup 2026. Ce l'ha Nino, ce l'ha Nino. E dunque Argentina-Olanda, Olanda-Argentina, seconda partita di questa lunga serata della quarta giornata. Entrambe capoliste. Commento tecnico che ci fa sapere che sono entrambe capoliste. L'Argentina ha la maglia più da San Marino che d'Argentina, però attenzione, arrivano alla spicciolata tutti i componenti dell'Olanda, compreso Maggiore, il portiere, ci ha tenuto col fiato sospeso fino alla fine, è arrivata anche Sardina, insomma adesso ci sono tutti. Età media molto molto bassa in casa Olanda, d'altra parte tanta esperienza, tanti giocatori di spessore e anche la panchina molto molto folta. Vediamo se farà la differenza. Primo giro al pallone, Argentina. Con il Russo che è pronto a battere, si comincia con l'Argentina che gestisce il pallone, adesso Tarantello e Tarantino con la gestione, poi lo scambio con Iezzi che cerca la giocata insieme a Fontana, non gli riesce, e ancora Iezzi si appoggia d'acquisto. Muovono palla gli albiceleste con il lancio a cercare Russo che non riesce ad agganciarla, poi prova ad uscire palla al piede con Mineo. L'Olanda, primo possesso degli Orange, subito fermati, poi scontro e fallo ai danni di Fontana, subito punizione argentina e subito Peppe Iezzi a mettere la palla a terra. Due in barriera, la vuole vedere Maggiore, fischia l'arbitro, la battuta di Iezzi e Maggiore che si era spostato sul palo scoperto, torna indietro e si rifugia in calcio d'angolo. Ancora Iezzi a ricevere, la palla in mezzo a cercare ma non a trovare Fontana, la prova a ripartire l'Olanda con Mineo, passaggio per vie centrali, poi non riesce a controllarla Mineo. Rimessa Olanda dopo lo scarico tentato da Longo. La palla messa in mezzo, colpo di testa di Longo che non trova la porta.
anzi la palla va in fallo laterale, se ne va ad occupare Tarantino. Sponda di Russo a cercare l'inserimento del numero 6 d'acquisto e poi palla messa fuori da Aiello. Subito rimessa battuta, colpo di testa, Maggiore blocca sul tentativo aereo. Tentativo aereo di Fontana. Pressione alta dell'Argentina che genera una palla recuperata. Iezzi, la giocata e poi il sinistro. Palla fuori. Maggiore può andare a rinviare da fondo, gioca corto su Mineo, pressato e riesce comunque Mineo con l'allungo, tiene il pallone in campo, chiude però Tarantino. A giudicare anche dalla presenza sugli spalti, si era molto attesa per questa partita. La rimessa per D'Amico, si è staccato molto bene Longo, è bravissimo a chiudere in calcio d'angolo Balsameli. C'è l'angolo con la palla nel mucchio, non è arrivato per pochissimo Aiello. E subito Argentina che prova a passare con Iezzi. C'è però l'intervento a chiudere, ancora Mineo, fermato, senza fallo, Iezzi poi la lascia scorrere per Fontana. Ottima la chiusura ancora, tanta densità, pochi spazi e di conseguenza anche qualche errore. Tarantino alza la testa, può anche sparare col suo sinistro, incrocia e trova l'inserimento vincente per il gol dell'1-0. Fontana che la sblocca dopo 4 minuti. Per l'Argentina col numero 99 Antonio Fontana, 1-0 Argentina. Il capitano degli albiceleste l'ha sbloccata, ma qui sul tentativo di Tarantino che l'ha un po' strozzata, però per sua fortuna c'era sul secondo palo il 99. E ora vediamo se riuscirà a reimbastire l'Olanda. Maggiore recuperato palla con D'Acquisto l'Argentina, conclusione di Russo alta. Maggiore va a lanciare, il colpo di testa da parte di Balsameli, poi Mineo la deve tenere in campo, lo fa. Tarantello di testa, poi non riesce a tenerla Fontana. Tanta corsa, tanto ritmo molto alto. Qui la pressione vincente ai danni di D'Amico, si lotta da una parte e dall'altra, alla fine alla meglio l'Argentina che corre con Iezzi. Mineo però chiude, ancora Mineo che deve librarsi del pallone, lo fa male. Tarantino prova a passare al centro, non ci sono compagni e allora D'Amico guadagna fallo laterale. Intensità ad altissimi livelli con Aiello con le mani, colpo di testa da parte di D'Acquisto, poi ancora quello in avanti da parte di Sportaro. Infine D'Acquisto, Tarantello, Tarantino deve liberarsi, lo fa bene servendo Iezzi. Poi l'avanzata da parte di Fontana che pensa al tiro, colpisce in pieno il palo, la palla non è uscita, Fontana fermato. Conclusione forte da parte di D'Acquisto, solo il palo salva Maggiore e qui esce molto bene, rimane a terra. Muove la spalla il portiere dell'Olanda che qui imbastisce, cerca la giocata ma non la trova Balistreri fermato. Pressa di Mineo più alta che lunga come nelle intenzioni, poi bravo Tarantello a chiudere
Sarà fallo laterale dall'altra parte con Aiello. C'è la sponda da parte di Longo, poi ottima chiusura da parte di difensore dell'Argentina che prova a ripartire adesso con Fontana. Fontana davanti a Maggiore, lo salta, la palla rimane lì. C'è però l'ottima chiusura da parte di Mineo che nega il gol, ma qui restituisce palla. Recupera però l'Olanda che cerca la ripartenza. Chiusura ai danni di D'Amico, poi riconquista Mineo. Sportaro, ancora Mineo e ancora D'Amico. Qui attenzione allo scontro. D'Amico Russo. Palla che verrà scodellata, si è rialzato, tutto ok per Russo. Palla scodellata all'Olanda che ne era in possesso. Palla giocata in avanti, Aiello con Balistreri non riescono ad imbastire. Rimessa del Balistreri che trova questa volta la giocata, poi si scontrano in due, alla fine se la prende Longo, poi D'Amico. D'Amico non riesce a liberarsi. È bravo qui Tarantello per un attimo, poi riconquista Mineo che sta correndo come un treno in questa partita, inesauribile. Scarico indietro, Longo se la sistema per il destro che viene ribattuto, ancora però attacco vivo con Mineo. Pallone che passa dal centro, ancora Mineo. Alla fine il pallone esce, angolo Olanda. Occhio all'angolo già battuto, chiusura di Tarantello, occhio al cross, colpo di testa respinto, poi ha tentato la sforbiciata senza successo D'Amico. Palla in fallo laterale. Inizia a muoversi qualcosa sulla panchina argentina. Siamo nel 10° minuto. Di testa Aiello, poi la prolunga senza particolare successo Balistreri. Può uscire Scalisi, fin qui inoperoso. Tarantello, linea d'acquisto, poi la palla passa in qualche modo due veli, subisce fallo Fontana. E Iezzi che la sistema. D'acquisto Balsameli, Tarantello. Qui c'è l'intervento per un attimo da parte di Sardina, poi sponda ottima di Russo. Iezzi non è riuscito a servire subito il compagno, poi protegge sul ritorno rabbioso di Mineo. Grande giocata di Iezzi, ancora Iezzi, palla che in qualche modo passa, stava per darsi addirittura il triangolo Peppe Iezzi. Attenzione però alla palla recuperata, occhio, contrasto falloso su D'Amico. Recupera la fascia Russo per Sportaro, allaccia lo scarpino a Maggiore. E si può ripartire col calcio di punizione per l'Olanda. Palla sventagliata, non riesce ad arrivare Longo. Dall'altra parte Aiello, la gioca subito in avanti, colpo di testa di Sardina per Mineo. Mineo qui finta di corpo da parte di Longo che arriva sul pallone, lo mette in mezzo, in qualche modo allontana Scalisi. Si salva l'Argentina. Poi Sportaro la fa scorrere sull'arrivo di Russo che la tocca, ma non si va oltre il rinvio dal fondo. Sportaro lancia, qui Tarantello con mestiere sul Longo, troppo mestiere secondo l'arbitro, punizione Olanda.
Sulla palla c'è Longo. Vediamo la barriera, la chiama Scalisi ovviamente. Sono in 3. C'è la punizione. Longo, raso terra, Scalisi la tiene lì, la aspettava lì e poi va subito a lanciare perché c'è Iezzi che si è sganciato di testa però Mineo. È rimessa sempre con Iezzi per l'Argentina che è avanti grazie al gol di Fontana. Iezzi passa sul primo, non sul secondo, allora Mineo riconquista. Bravo qui Russo però a sbarrare la strada, a sbarrare la linea di passaggio. Qui duello tra Tarantino con quello dell'Olanda che non riesce nella giocata. Balsameli, Tarantello, avanzata di d'acquisto. Balsameli, qui con noi al centro sportivo lancio, abbiamo anche il nostro sponsor Made in Fisio nella persona di Peppe Buttitta. qui rischia Tarantino, e Sportaro. Luca Piazza per provare e testare la vostra forza. Cosa da fare prima delle partite, quindi prima delle partite passate dai nostri sponsor, vi faranno una valutazione della vostra forza gratuita con le loro pedane di forza. Qui la giocata tentata da Fontana, fermato ma c'è Iezzi. Iezzi però a passare non ci riesce, allora corre Mineo questa volta per vie centrali. Sardina, ancora tocco laterale, si è mosso Mineo a sinistra, Mineo calcia, Scalisi ha calamitato la palla. Tanto primi cambi per l'Olanda, mentre il Russo anticipa Sportaro, non riesce a tenere il pallone. Spazio si è visto bene per Corsino. Tarantino pressato e fermato da Longo che prova ad autolanciarsi. Longo, Scalisi in qualche modo si salva. Occhio alla rimessa, è arrivato Mineo che non l'ha calciata bene, poi Longo non la controlla. Russo, Iezzi con calma, danza sulla palla e poi Tarantello. Lancio intercettato da Longo, anzi da Aiello. Rimessa Argentina. Tarantino, Iezzi, palla che passa poi dalle parti di Fontana, serie di dribbling, ancora Fontana cerca di liberarsi, lo chiude Sportaro, poi Mineo alla riconquista e palla lungolinea, parte con un attimo di ritardo Longo, a buon gioco Tarantello qui e rinvio di Scalisi. Aiello poi dalle parti di Sardina, passaggio sbagliato. Rimessa per Leto che tocca il campo per la prima volta, forse una trattenuta su Fontana, alla fine riconquista per un attimo l'Olanda, poi la palla torna a disposizione dell'Argentina con Ribaudo e poi la palla esce. Rimessa Argentina, superato anche il 16°. Aiello, poi Corsino, sponda di Longo, chiusura di Tarantello che palleggia e calcia via, ma è uscito il pallone. Anzi no, non è uscito. Qui adesso fischi da destra e da sinistra, si rischia la confusione. In realtà la palla è uscita davvero, quindi era giusta scusate, l'interpretazione iniziale. Longo cerca la palla in verticale da sinistra a destra, in qualche modo la trova in un secondo tempo servendo Tarantino. Serie di finte, i due Tarantino a confronto, prova a passare quello dell'Olanda, in qualche modo la palla torna da Longo che si è quasi scontrato con un compagno, poi Aiello interviene.
Conclusione di destro con Maggiore in 2 tempi che blocca il tiro di Ribaudo. Aiello. Palla per Sardina. Scambio con Longo, ancora Sardina, passa la prima volta, non la seconda perché chiude bene Fifetto Leto. Tarantino. Tarantello, Leto. Subito di prima, trova in qualche modo Iezzi. Iezzi è un 3 contro 3. Russo, un po' chiuso, trova molto bene Tarantino che può anche pensare alla conclusione. Decide invece di allargare su Fontana. Fontana la protegge, qui Mineo esagera col contrasto. Calcio di punizione, qui guadagnato con grande esperienza e saggezza dall'autore dell'unico gol di questa partita. Tanto riposo anche per Tarantello. Ingresso in campo di Accomando, maglia numero 24. Tanto occhio alla punizione, neanche a dirlo Peppe Iezzi. Fischia l'arbitro. La rincorsa di Iezzi che sorvola la traversa. Sardina per Mineo. Mineo fermato col fallo. Scusa, bravi ragazzi. Facciamo giocare, diamo distanza 10, facciamo sempre giocare. Ok, gioco. Battuta di Sardina, lunga per tutti. Qui serie di contrasti, fallo di Aiello su Fontana, punizione argentina. Iezzi, carissimo questo duello con Mineo, ormai dura dall'inizio, ovvero da 20 minuti. Russo, scambio che non si chiude. Protesta Russo, l'ultimo tocco è il suo secondo il direttore di gara. E allora Corsino la fa passare su Sardina. Sardina destro, traversa piena. Si salva l'Argentina. Raga, oh! Dammi dietro di te! Sotto la panchina! Buono, buono, buono! Scalisi va a lanciare Iezzi anzi Tarantino di testa. Poi Aiello lotta, cerca la giocata Sardina, non la trova, arriva Russo. Di tacco Russo a tenerla viva, poi l'entrata di Ribaudo, arriva Iezzi dalle retrovie, serie di suole che non servono. Allora Mineo finge di puntare poi va da Sardina, rimontato Sardina, ragiona. Prova a passare, non ci riesce perché è ottima la chiusura. E allora può correre Fontana, resiste Fontana, lo ferma Sportaro. Poi Leto, Iezzi con la giocata, Aiello ancora. Qui Corsino prova a passare sul Leto, fallo di mano. Chiedono il giallo. Longo, destro, respinto da Scalisi che poi la ritrova lì. Tarantino, Iezzi, poi il Ribaudo per Accomando. Ora Leto, Iezzi la fa passare per Tarantino che la fa passare per Russo. Russo serie di finte, passa poi dal centro, arriva ancora Aiello che sta difendendo benissimo la sua zona.
E allora Tarantino per l'Olanda. Apertura, Leto di testa. Aiello in fallo laterale. Iezzi. Passa Iezzi, cerca lo scambio con Russo che però non riesce a gestirla. Poi Longo. Corre il 10. Poi palla verticale, bravissimo a comando con la diagonale su Corsino. Poi Tarantino, i due Tarantino a contrasto, fallo del giocatore dell'Olanda. A comando, riesce a sterzare e a servire Ribaudo. Iezzi. Ricordiamo il parziale tra Argentina e Olanda. Iezzi. Sterzata, cerca la giocata, poi ancora fronte alla porta. Iezzi verticale, chiude tutto. Il solito Mineo. Ancora Mineo. Alza la testa, lancia dall'altra parte. Corsino è arrivato. Palla alta. 26 season, oggi qui con noi per testare la nostra forza. Quindi prima della partita potete trovare i nostri sponsor lì su vicino alla casetta del bar. A comando verticale su Tarantino che prende il tempo al suo avversario. È tornato D'Amico. Poi abbiamo anche Gaetano Sabino DJ, Prim, agenzia immobiliare a Bagheria. A comando, lancio intercettato. Barbieri, la di Santino Lima. La rimessa per Fontana che stavolta non controlla bene. E allora attenzione perché può correre D'Amico. D'Amico guarda la porta, tiro deviato da Leto. La gestione di Scalisi. Ribaudo. Lancio, controllo in qualche modo di Fontana. Serie di finte. Fontana in area, l'intercetto regolare di Mineo che poi prova a correre. D'Amico con lo scarico. L'avanzata poi di Sardina. Tocco per Longo. Controllo 1 contro 1. Longo, lo scarico. Sardina. È tutto chiuso. Prova a passare, comunque sbaglia. E allora occhio, un 3 contro 3 adesso per l'Argentina con Iezzi. Iezzi allunga la falcata, si allunga anche la palla. Poi in qualche modo gestione. È 1 contro 1 con Sportaro che può essere favorevole. Iezzi passa al centro, c'è Russo. Russo, la spaccata da parte di Maggiore che salva l'Olanda. E poi finisce il primo tempo, puntualissimo. Finisce il primo tempo tra Argentina e Olanda, 1-0 per l'Argentina.
Sta per ricominciare il secondo tempo tra Olanda e Argentina. Si riprende. Il risultato parziale al momento è di 1-0 per l'Argentina con un gol di Antonio Fontana. Eccoci qua, secondo tempo che parte con Maggiore pressato da Fontana. Fallo laterale per l'Olanda con Aiello. A lungo, colpo di testa di Leto, poi Ribaudo che può provare a correre, cerca lungo linea Fontana, non lo trova. Io hanno giocato insieme quest'anno, tanto proprio da queste parti a Bagheria. Con le mani allora Aiello che può metterla in gioco. Leto, poi Russo dove c'è Mineo che può correre. Mineo un po' defilato, lo porta fuori Balsameli. Rimessa Argentina. Qui Sportaro prima di Fontana, c'è anche una spinta. Anto. Deve essere punizione per l'Olanda. Si riprende. Qui la giocata cercata da Balistreri. Sardina si inserisce tra le linee, fermato col fallo. Fallo di acquisto che poi chiede scusa a Sardina. Punizione Olanda. C'è Mineo ovviamente sulla palla che va a calciare. Scalisi la blocca. Rimessa verso Russo, contrastato da Sportaro, poi Ribaudo cerca Fontana che la fa scendere ma è uscita secondo il direttore di gara. Rimessa Mineo di testa Balsameli, vediamo se riesce a tenere Mineo. Sì, anzi è Leto. E ancora Balsameli.
Mineo, fermato questa volta da Fontana. Fontana, tocco sbagliato. Allora Maggiore la può giocare. Aiello, lancio a cercare Mineo. Sardina verticalizza su Sportaro, anticipato, e allora Fontana la tiene in campo. Fontana fermato da Sardina. Angolo Argentina con Fontana che scodella dentro, colpo di testa di Aiello, poi altro fallo laterale per gli albiceleste. Ancora Aiello, poi Leto la fa scendere per calciare, colpisce in pieno Balistreri. E poi sempre Leto che va con le mani. A comando. La fa scendere pericolosamente, poi si appoggia a Scalisi che la deve calciare più lontano che può. Sportaro di testa. Leto. A comando. Balsameli, lungolinea d'acquisto, sbaglia il tocco. Allora dall'altra parte Olanda che prova a recuperare. Balistreri. Cambia gioco, va da Corsino. Corsino va dall'altra parte, non riesce la giocata d'Amico. Azione che sfuma per l'Olanda. A comando. Lungolinea a cercare a trovare Fontana che fronteggia. Fontana, serie di finte, Fontana sul destro, in qualche modo Maggiore. E poi tocca per ultimo Balsameli. Sportaro. Calcia addosso a Russo. Rimessa Olanda. Rimessa Aiello, stacca d'Amico, poi Corsino in qualche modo però a gestirla contro a comando, raddoppiato a comando che subisce fallo. Punizione argentina che sta arginando in maniera quasi perfetta l'arrivo degli avversari. Scalisi. Leto passa dal centro, viene intercettato il suo passaggio, poi Leto spinge a mani piene Balistreri e commette fallo. Sempre Alessio Mineo sulla battuta. Sui calci piazzati ci riprova, colpisce in pieno la barriera, rimane in attacco l'Olanda. È Longo che la va a mettere probabilmente per una gittata lunga. Colpo di testa di Balsameli, la palla esce. Messa ancora lunga di Longo, di testa ancora Balsameli, poi d'acquisto la fa rimbalzare, arriva Sportaro, spazza Balsameli sul piede di Mineo. Longo fermato a Balsameli. Sempre Longo e vuole andare sempre in area. Ci arriva. Il fallo di Sportaro, la palla comunque era entrata senza nessun tocco, quindi non sarebbe stato comunque gol. Longo cerca la giocata, lo ferma d'acquisto. Rimessa Olanda.
Ancora a spiovere in aria, questa volta riesce a smanacciare Scalisi, poi col braccio Corsino. Tanto torna Tarantino da una parte e dall'altra. Sembra così che si diano il cambio. Tanto Balsameli di testa Aiello, poi arriva per la conclusione d'acquisto, non trova la porta. Adesso Sportaro si è messo a fare la punta e viene subito cercato. Riesce ad assorbire il contatto, poi non riesce a servire i compagni. Iezzi, anche lui è tornato in campo, lo fermano, la palla non è uscita, allora prova ad andarsela a riprendere. Mineo rischia qualcosa sulla pressione di Iezzi, poi Maggiore, calcia lungo, dove c'è Sportaro a comando di testa, poi Balsameli la manda più lontano che può. È rimessa per l'Olanda. Sempre Longo a cercare di metterla in area, va al limite da D'Amico. Corsino, serie di finte, Corsino la fa girare, non abbastanza. Lancio su Ribaudo che non controlla, arriva Mineo, ora riconquista Ribaudo con il destro, Maggiore la mette fuori con i guantoni, poi Fontana in maniera regolare secondo l'arbitro. Iezzi saltato da Tarantino, fallo di Tarantino, punizione argentina. Dunque torna Peppe Iezzi sulla palla. C'è il fischio dell'arbitro. Iezzi con la rincorsa, guardando la porta, la trova, ma c'è Maggiore. Rimessa Olanda. Giallo per Ribaudo. Sportaro prolunga, D'Amico, Corsino, Longo. Punta, serie di finte, poi gli manca il guizzo ancora una volta. Ma è comunque calcio d'angolo per l'Olanda che spinge. Rasoterra, interviene Balsameli. Andrà con le mani ancora Longo. Longo con le mani, Scalisi. Balsameli. Mineo prova ad uscire, rischia di perderla, poi la ritrova, interviene Iezzi che gliela porta via. Iezzi col cucchiaio, fuori. Ancora Longo 10 minuti. Aiello si è smarcato Longo, la palla è per lui, controllo con la spalla, poi Corsino. Corsino salta il primo, salta il secondo, poi serve largo Tarantino. Sbagliato il tocco e allora d'acquisto con la corsa. D'acquisto, tocco, Fontana. Sterzata e destro di Fontana che esce di nulla. Ad Alessio! Aiello con l'ennesimo lancio, Sportaro anticipato, poi Tarantino dalle parti di Longo la fa rimbalzare Balsameli. Fermo così, ok? Tornato Tarantello, lancio di Balsameli. Aiello di testa indietro a Scalisi. E lancio. Corsino riesce a prolungarla di testa, ma la palla arriva a Scalisi. Tarantino. Fontana col controllo, lo ferma Aiello, poi Longo.
Longo insiste, deve tenere la palla in campo, ci riesce anche da questo e guadagna fallo laterale. Tarantino allunga la falcata, vediamo se tiene la palla in campo, no. Sardina. Longo. Controlla a seguire, poi cerca di liberarsi. Sbaglia il tocco, subentra da questo. Poi ribaudo per Fontana che la fa scendere su di lui Mineo. Ancora Fontana resiste. Aiello, nuovamente Fontana. Iezzi controlla incrocio col mancino. È rimasto fermo Maggiore che ha soffiato sulla palla. Sardina. Sportaro. A spazio, Mineo e riceve. Tarantino sbaglia il tocco. Attenzione all'altra parte, Fontana, il tocco, Iezzi, Fontana! E arriva il raddoppio, sempre Fontana, questa volta in combinazione con Peppe Iezzi. Gol per l'Argentina! Ha segnato il bomber fino a questo momento del Colapiscis World Cup, Antonio Fontana! Doppietta per lui anche dunque stasera. Allunga nel punteggio e potrebbe essere l'allungo decisivo, ma attenzione all'Olanda che non molla qui, tentativo di Longo fuori. Ho detto poche chance perché l'Argentina ha giocato veramente una grande partita, l'ennesima. Ribaudo, Balsameli, Tarantello rischia, poi ritrova il pallone, lo perde ancora. Mineo fermato, che Balsameli ha fatto anche lui una grande partita. Maxi mercoledì del Colapiscis Cup. A seguire di questa Ribaudo, Balsameli tacco, poi arriva Russo sull'uscita. Germania contro Spagna. Mineo prova a correre, lo chiude Tarantino e poi fallo laterale. Mineo finge di calciare, ancora Mineo, ribattuto il suo tiro, poi scivolata di Tarantello. Ricordiamo che prima delle vostre partite, oggi con noi qui c'è il nostro sponsor Corsino, la palla per Sardina, gran giocata, Sardina! Alto. La forza tramite le loro pedane di forza con il prof Luca Piazza, l'osteopata Sportaro cerca la giocata sul ribaudo, poi si lotta ancora. Sardina, Tarantino, giocata, poi rimpallo e alla fine la perde l'Olanda, anche se la tocca per ultimo d'acquisto. Sportaro, giocata, lo trattiene d'acquisto, cartellino giallo. Sportaro, Sardina, la palla passa in qualche modo, Longo, raddoppiata e fermato. Poi Longo in qualche modo riconquista, vediamo se arriva Maggiore, sì, anche con margine. Mineo. Poi d'acquisto, vediamo se arriva Iezzi, no perché c'è Mineo, però alla fine Iezzi la riconquista, Iezzi, la respinta, ancora Iezzi, Russo, e fa 3.
per l'Argentina, spietati gli albiceleste. E gol di Russo, 3-0. PS dell'Argentina, Marcello Russo, 3-0 dell'albiceleste. Ultimi 5 in arrivo. L'Argentina che mette un'ipoteca. Vero che prima abbiamo commentato una gara che da 4-1 è finita 4 pari, ma la sensazione è che l'Argentina abbia tantissima birra in corpo. E qui Russo con la palla per Iezzi, bravissimo Maggiore a non farsi beffare. Altra palla recuperata, questa volta d'acquisto. Iezzi è sbilanciatissima l'Olanda, forse ci crede anche poco ormai. E chiude Tarantino. Rinvio da fondo. Tarantino. Sardina, poi Mineo, Corsino, Sardina, Mineo. Lo ferma però Tarantello, sempre puntuale. Scalisi, lancio, cerca Iezzi, c'è anche Russo di testa, va Aiello, poi Ribaudo. Ribaudo si defila per calciare, palla fuori. Aiello chiede ai compagni di salire perché vuole lanciarla. Stacca Tarantello. Iezzi. Punta. Arriva Tarantino che finta. Poi torna da Iezzi. Iezzi non passa. Poi però ancora interviene l'ottimo Tarantino su Balistreri. Sportaro. Qui cerca l'accelerazione Balistreri, fermato da Tarantino. Ribaudo. Riesce a scaricarla indietro. Leto. Tarantello. Sterzata. Leto. Sbaglia il tocco. Poi Mineo. Contrasto di Leto. Fallo. Longo. Alza la testa. Cerca la porta. Non la trova. Tarantello. Leto. Tarantino. L'avanzata di D'Acquisto. Poi Iezzi. Ancora D'Acquisto che si è inserito. D'Acquisto allarga Ribaudo. 1-2 che si chiude. D'Acquisto spacca il palo. Poteva essere il colpo del KO, ma ormai manca pochissimo. Argentina con le mani su un'altra vittoria. Adesso guadagna anche la rimessa. Iezzi fermato da Aiello. Qui Mineo resiste all'intervento di D'Acquisto. Adesso davanti a sé a Leto. Fallo di Leto. Punizione. Non totalmente d'accordo qui Fifetto Leto con la scelta arbitrale, ma così è deciso. C'è la punizione allora. Il tocco per Mineo. Rasoterra Tarantello. Si sostituisce anche al portiere. Mineo.
Rivoto su di lui, Mineo si libera a destro, la respinta, poi Sportaro, la palla sul palo, non è entrata perché Scalisi l'ha presa. Neanche il gol della consolazione. È arrivato il primo pallone del torneo. L'ultimo. Diamogli penalità al ragazzo, per favore. Finita 3-0, vinto l'Argentina.